Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Caldissimo, dico solo questo. Infatti, come vedete, mi trovo a Pomposa, dove stiamo girando anche in motard, per cui sentite anche il frastuono, per la mia seconda gara estiva di allenamento in vista del ritorno sul Brix, che avverrà in occasione della giornata di test a fine agosto. Per cui nel frattempo mi sto un po' allenando, un po' riprendendo la mano, così via, insomma, anche perché poi qui a Pomposa si correrà l'ultima gara di campionato ad ottobre. Se non altro, oggi non piove, memoria di quello che è successo l'anno scorso, pista che diciamo mi piace, di stampo classico, uno dei tracciati storici del kartismo italiano, e c'è anche una novità, infatti oggi userò per la prima volta lei. Ebbene sì, oggi è arrivata lei, direttamente da Insta360. Era il pezzo mancante della famiglia, quella che adocchiavo da un sacco di tempo e quella che mi piace definire praticamente la helmet camera perfetta, perché ha tutte le caratteristiche che la rendono ideale per il motorsport. Quanto pesa! Oh. Eccola qua, signori, ecco a voi Insta360 Go 2, la piccolina di casa Insta360, così chiudiamo tutto il cerchio. E sono veramente curioso di vedere cosa è in grado di fare. In più mi sono arrivati anche questi, ovvero il case, perché l'ho presa con un bando un po' particolare, i supporti mount adapter, che sono molto comodi perché, come vedete, hanno l'aggancio anche simile GoPro, per cui posso adattarli a tantissimi tipi di supporti, anzi addirittura 4 protezioni lens guard, le protezioni per le lenti, e l'invisible selfie stick. E questo ho già qualche idea su come utilizzarlo, magari con la One X2, ma veramente io non vedo l'ora di vedere che cosa è capace di creare questa piccolina, letteralmente piccolina. Per cui, banda alle ciance, 10 minuti di qualifiche, 11 giri di gara. Fortunatamente avrò la mia gara, che sarà la prima della giornata, alle 17, per cui c'è un po' di tempo anche per prendere qualcosa da bere, insomma fare un po' le cose con calma. Speriamo di divertirci e di non venire fucilati come l'ultima volta a Chioggia. E alla fine della fiera si parte in 13ª posizione, non una delle mie migliori qualifiche, devo proprio ammetterlo. Non ho trovato il feeling col kart, con la pista, avevo poco grip, insomma tutta una serie di circostanze che non mi hanno fatto rendere al 100%. Ma preparatevi perché la gara sarà ben altra cosa.
E a proposito di gara, ve la lascerò per intero, ovvero in tutta la sua lunghezza di 10 giri, perché credetemi ne vale sicuramente la pena, e a censure, ovvero con qualche piccola magagna, qualche piccola imprecazione verso gli altri piloti, ma che comunque rientra tutto nel normale agonismo di pista, sapete com'è. Per cui vi auguro una buona visione e ci vediamo a fine video.
dai che prendi la scia. Dai, dai,
dire, è stata bella tosta oggi, tra temperature veramente tanto alte e una pista che aveva gran poco grip. Io ho avuto tanti problemi di sottosterzo, come avete visto, cioè pur avendo caricato tanto l'anteriore avevo molto poco inserimento, ho fatto una gran fatica. 13° tempo in qualifica, poi sono riuscito a rimontare fino alla top 10 in gara 2, peccato perché potevo fare molto meglio. Purtroppo è andata così, una bella gara di allenamento. So che comunque dovrò migliorare in questo genere di condizioni, che molto probabilmente saranno molto simili a quelle di Cremona, visto che saremo ai primi di settembre, ma farà caldo uguale. Per questo appuntamento con gli amici del cattivamento è tutto, ci vediamo probabilmente con la prossima gara, che sarà quella di novembre, quando io avrò finito già il Brix. Mi prenderò in tranquillità per divertirmi le ultime 2 gare di campionato, che dovranno essere quella del big-karting e quella di Vicenza. Adesso non ho presente il calendario. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, lasciate un like, attivate le notifiche ed iscrivetevi al canale. In questo periodo ho pubblicato un po' meno del solito, anche perché comunque poi la gente è in vacanza, insomma ho un po' rallentato anche io i ritmi, perché comunque con il lavoro nuovo ho dovuto un po' incastrare tutto quello che era l'impegno di YouTube con i miei nuovi orari. Per quanto riguarda Karting History l'ho messa un attimo in pausa, anche perché comunque è una serie abbastanza dispendiosa e lunga da realizzare, per cui penso che ritornerà per settembre/ottobre con gli ultimi episodi dell'anno. E vi dico subito che il prossimo episodio è dedicato a Lewis Hamilton, visto che oggi, giorno del Gran Premio di Francia, meglio che non bestemmio per Leclerc, ha fatto 300 Gran Premi di Formula 1, per cui tanta roba. E in più seguitemi su Instagram, perché voglio chiedere a voi dove mi vedreste bene a girare, a registrare video, piste in cui non sono mai stato, se avete piste appunto da consigliarmi, dove poter appunto andare e registrare dei contenuti a portarvi qui sul canale. Dal vostro da Max è tutto, ci vediamo alla prossima, bye bye.